Presidente, diceva che è un'idea nata 1 anno e mezzo fa in Friuli. Sì, è un'idea mia che ho lanciato in Consiglio di amministrazione 1 anno e mezzo fa, è stata subito accolta con intelligenza, perché in questo momento bisogna mettere assieme, non dividere, bisogna considerarsi parte di un territorio che è in una situazione economica difficile e che deve trovare delle soluzioni, delle idee, Credo il valore aggiunto di tutto questo è l'esperienza di 40 anni di Friulia che viene messa a disposizione anche di questo progetto. Friulia ha fatto più di 700 interventi in 40 anni in più di 500 aziende del Friuli Venezia Giulia, però Friulia per statuto non può intervenire al di fuori e quindi abbiamo pensato al veicolo Friuli SGR assieme a Veneto Sviluppo come veicolo per dare un'accelerazione al supporto al sistema economico a questo punto del Triveneto, incluso il Friuli Venezia Giulia. Spalle più forti e che altro con questa unione? Indubbiamente credo che il valore aggiunto vero sia il mettere assieme la cultura di due aziende che per quanto confinanti comunque sono differenti, la storia e il know-how che queste due aziende hanno nel sviluppare questo progetto. Naturalmente un SGR ha anche la capacità di interagire con il mercato e di trovare già ci sono le premesse per trovare risorse aggiuntive dal sistema finanziario extra, diciamo così, regionale, no? E questo credo sia un valore aggiunto anche importante perché oggi le risorse fanno da moltiplicatore anche di soluzioni e di progetti. Ultima cosa, lei citava prima Triveneto, non è che nella sua idea iniziale ci fosse anche una presenza di Trento, Bolzano, può essere allargata questa intesa? Ma io credo che è importante che questo progetto parta con il piede giusto e credo che sia così, poi nel momento in cui prenderà forza e forma l'intelligenza sta anche nell'allargare il progetto e trovare ancora ulteriori risorse, ulteriori pensieri, ulteriori opportunità, perché poi i territori sono anche opportunità, sono aziende che si insediano, sono aziende che sviluppano, creano lavoro e credo che questo sia l'obiettivo di tutti, cioè uscire da questa crisi con idee e con progetti nuovi.